Gusti di Frontiera diventa maggiorenne. Taglio del nastro ieri sera alla 18ª edizione della Kermesse enogastronomica in programma fino a domenica che animerà le vie principali di Gorizia. Per tutti i gusti, per tutti gli olfatti, per palati fini e amanti del piacere della tavola. Ce n'è per tutti, nessuno escluso. Tante le novità con le aree dedicate e tematiche e l'apertura dei giardini del Palazzo Comunale allestiti ad hoc. Per gli amanti del tempo passato, treno storico speciale in programma domenica, trainato da una D345 e carrozze 100 porte Corbellini, in partenza da Trieste Centrale con arrivo alla stazione della Transalpina di Salcano a Nova Gorizia. Sul fronte trasporti la macchina organizzativa non è rimasta a guardare, con treni aggiunti lungo la direttrice Udine-Gorizia-Monfalcone e navette disponibili nelle aree park per raggiungere senza stress la manifestazione. Tornando alla prima giornata, presente la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, capitanata dal governatore Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, per il filo d'oro che lega gli eventi 2023 con il lancio della imminente Barcolana, autorità civili e militari. Ora la parola passa al sindaco Rodolfo Ziberna. Straordinaria opportunità, una kermesse la più grande enogastronomica del nord-est, ma un luogo di aggregazione, punto di riferimento non soltanto per tanti italiani ma per tanti stranieri. Portare l'enogastronomia in tavola significa portare la cultura in tavola e Gorizia, insieme a Nova Gorizia, capitale europea della cultura del 2025, non poteva naturalmente che sottolineare anche l'aspetto culturale di questa grande opportunità che, ripeto, deve essere assolutamente una festa, una grande festa, la più grande festa del nord-est. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Fedriga. Gusti di Frontiera rappresenta un po' il Friuli Venezia Giulia, ovvero l'incontro di diversità, la valorizzazione delle diversità, che è la bellezza di questo territorio ed è la ricchezza di questo territorio. Oltretutto entra in un triennio d'oro, quello che condurrà Gorizia 2025, e Gusti di Frontiera rappresenta proprio quello, l'incontro di diversità e delle specificità. Oltretutto devo dire che invito le persone a venire a Gusti di Frontiera perché mi hanno fatto una domanda: cosa vuole assaggiare Gusti di Frontiera? È la domanda sbagliata per venire. In realtà Gusti di Frontiera è per scoprire. Uno trova quello che non si aspetta, incontra quello che non pensa di incontrare. Per questo Gusti di Frontiera è una manifestazione unica che porta il mondo a Gorizia e da Gorizia parte il mondo. Assessore Bini, allora finalmente parte anche il Gusti di Frontiera, un altro tassello per quanto riguarda gli eventi in Friuli Venezia Giulia. Beh, una 18ª edizione, un evento ormai cresciuto, un evento importante, un grande evento per il Friuli Venezia Giulia, 30 paesi del mondo che si ritrovano qua offrendo le loro ricchezze enogastronomiche, ma poi e quello vado ancora più fiero, le ricchezze enogastronomiche della nostra regione, quindi un plauso al sindaco, all'amministrazione comunale, ai tanti volontari che hanno permesso la riuscita di questo bellissimo evento. E come diceva il grande Corrado, non finisce qui. E non finisce qui. Bellanna, si taglia l'edizione 2023, 4 giorni tutta da gustare Gorizia in lungo e in largo, no? Esattamente, abbiamo, come già ripetuto varie volte, 14 borghi, più di 30 paesi, tutti i 5 continenti presenti, e quindi non resta che camminare per le città e le vie e le piazze e riscoprire i gusti del mondo. Poi Gorizia ha quella sua particolarità, no? Questa è la grande novità e poi quello che abbiamo portato avanti ormai per 18 edizioni, è proprio l'idea che tu in un piccolo centro, perché il centro storico è un po' a fianco, riesci a gustare veramente tutte le prelibatezze del mondo. Cosa dire ancora? Venite e degustate. Venite e degustate, confidiamo nel bel tempo e anche se per caso pioverà, tutti si sono attrezzati con dei posti coperti, quindi comunque venite a Gorizia. Complimenti e buon lavoro. Grazie. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.